Uno degli scopi principali dei giardini botanici è la conservazione delle specie a rischio di estinzione, le cosiddette liste rosse. Si tratta di piante che in natura sono in particolare difficoltà, molto spesso soprattutto a causa delle attività umane. Oggi vi raccontiamo di questa margherita, è la Pallenis spinosa, asteroide spinoso in italiano, una pianta davvero tanto decorativa. Ma però pensate che esiste nei colli solo nel comune di Arquà, in una ripeta scarpattina ai margini di una strada. Questo è il fiore di quest'anno, di questa primavera, mentre invece qui abbiamo i capolini fiorali dell'anno scorso. Di questi noi provvediamo appunto a recuperare le sementi. Una parte le teniamo a casa marina, una sorta di banca del germoplasma, ma soprattutto ci interessa riportarla nel suo habitat, nel suo ambiente, per far sì che questa popolazione così in sofferenza e in difficoltà si diffonda e cresca e magari venga meno a rischio di estinzione. Un'altra pianta per noi comunque importante, anche se davvero non possiamo definirla rara, è il papavero. Eccolo qua, le cosiddette rosole. Anche di questa noi raccogliamo le capsule fiorali, che all'interno hanno tutta una serie di piccoli semini che si diffondono da soli in questi habitat. Non tutti sanno forse che anche queste piante sono addirittura anche commestibili. Le rosole sono ben conosciute nelle mense euganee perché sono un ottimo alimento in primavera, all'inizio della stagione primaverile. Qui nel campo di grano si diffondono libere, soprattutto perché non usiamo alcun tipo di diserbo chimico e quindi la biodiversità può svilupparsi senza difficoltà.